In riferimento alle voci infondate circolate in questi giorni circa i lavori di messa in sicurezza degli edifici del Leonardo di Agrigento, arriva da parte dell'Istituto una precisazione. Il secondo piano dell'Istituto è stato interessato nei giorni scorsi da interventi finalizzati all'eliminazione delle parti ammalorate e di alcuni intonaci per garantire la massima sicurezza dei luoghi. Ciò ha determinato l'esigenza di organizzare l'attività didattica in orario pomeridiano al fine di velocizzare le predette operazioni, data l'assenza nel nostro liceo di aule vuote e inanimate, e a far bella mostra di sé, in cui riallocare le classi interessate. Nella nostra scuola, continua la nota stampa, infatti ogni spazio è tutti i giorni vivo e brulicante di giovani studenti e docenti. Nel ringraziare pertanto le famiglie degli alunni per la consueta, piena e incondizionata collaborazione manifestata nel comune interesse della garanzia del servizio di istruzione, si sottolinea che sono già in corso i lavori di ripristino dei luoghi e che prestissimo restituiremo spazi ancora più sicuri ai nostri alunni. La scuola continua ad accogliere tutti i giorni con lo stesso entusiasmo e con l'onestà intellettuale che ha sempre contraddistinto la propria comunità professionale, gli studenti, i genitori che vorranno visitare le innovative aule didattiche e i laboratori del futuro.